È la più piccola delle due mostre che celebrano Ungaretti a Gorizia, simbolo di quella unione speciale lungo un confine che nei secoli ha cambiato più volte traiettoria, sconvolto dalle guerre in questo angolo d'Italia e che nella capitale europea della cultura ritrova la sua espressione più alta di pace e condivisione. Racconta di una storia di resilienza e speranza che anche negli anni duri della Grande Guerra e fino alla Seconda Guerra Mondiale vede gli artisti che ruotavano intorno a quel mondo cosmopolita e libero rappresentato da Venezia e quindi anche dalle Venezie resistere con la loro arte ed espressività ad un mondo che intorno a loro stava crollando. La mostra da Boccioni a Martini, Arte delle Venezie ai tempi di Ungaretti sul Carso a Monfalcone fino al 5 maggio alla Galleria Comunale d'Arte Contemporanea di Monfalcone è un ponte tra l'arte nuova di Boccioni, appunto raccontata al suo apice, e quindi nel secondo decennio del Novecento, quando il poeta si trovava sul Carso come soldato e testimone di uno dei più crudi scenari bellici della Prima Guerra Mondiale. Ma nel mondo dell'arte gli anni 10 sono soprattutto legati a Capesaro, uno dei luoghi dell'avanguardia italiana, anni in cui alle mostre veneziane dirette dal mitico Nino Barbantini esponevano ed arrivavano autori di peso come lo stesso Boccioni o Felice Casorati. Luogo d'incontro per gli artisti delle Venezie, dal Friuli Venezia Giulia, i triestini Gino Parin e Edgardo Sambo Cappelletto e Guido Marussiga, anche lui di Trieste, che fu tra i capisaldi dell'esposizione a Capesaro con le sue 6 partecipazioni e 2 mostre del 1908 e 1913. Un affresco dell'epoca che ci astrae dal clima della guerra di quegli anni e insieme ci immerge nel contesto artistico del primo decennio del Novecento. Proprio nel 1910 Boccioni fu presente con una personale a Capesaro. 3 anni dopo la stessa Capesaro ospiterà la personale di Felice Casorati. A Monfalcone il viaggio in quegli anni è espresso in una cinquantina di opere con alcuni grandi protagonisti come Gino Rossi e Umberto Moggioli e i loro splendidi panorami delle colline asolane, Pio Semeghini, Aldo Voltolin e Nino Springolo. Al piano terra una sala dedicata ai ritratti, un'altra sala è invece dedicata ai paesaggi a Burano e nella laguna veneziana, mentre un link importante con la mostra goriziana su Ungaretti è rappresentato dall'esposizione in una piccola teca nelle sale della Galleria Comunale della copia numero 1 de Il Porto Sepolto, la prima raccolta di poesie di Ungaretti, restaurata e per la prima volta prestata dalla Biblioteca Vincenzo Ioppi di Udine.